Gli andamenti climatici stanno veramente cambiando anche l'ordinamento produttivo, perché soprattutto in questa zona dove c'era tantissima storia orticola, dalla patata alla cipolla, grossi cambiamenti climatici hanno portato a aver grosse sofferenze queste colture per colpi di caldo, che non è è un altro grosso problema che c'è stato il mese scorso. Il colpo di caldo sulla patata ha creato veramente grossi danni, ecco, e poi ti arriva la grandinata. I ristori arrivano e non arrivano, prevalentemente non arrivano, e ci sono sempre più difficoltà per riuscire a far tornare i conti alle aziende agricole. I raccolti che nel nostro territorio si sviluppano sono questi, non è che possiamo inventarci di fare qualcosa di nuovo, di diverso, perché c'è chi ha gli allevamenti, chi ha il tabacco, questi sono i raccolti che ormai persistono su questo territorio, per cui quando succedono queste situazioni, insomma, la gente deve fare i conti anche che deve sopravvivere comunque anche a questi eventi. Compromessa la produzione, riduzione di produzione, i tempi non sono dei più rosei perché i mercati non aiutano e quindi il tutto si somma. Diciamo che al giorno d'oggi fare agricoltura vuol dire essere proprio dei temerari. Ecco. Senta, ci sono gli estremi anche per pensare a un allarme o chiedere anche delle sovvenzioni? Sì, gli estremi ci sarebbero, solo che non so, ci vorrebbe un'area colpita un po' più ampia, perché di solito se interessa un'intera provincia, allora molto probabilmente si ha forza, comincia a interessare 2 o 3 porzioni di 2 o 3 comuni, non so, però l'area è stata colpita pesantemente.